13 femminicidi soltanto in Veneto, 2 a poca distanza l'uno dall'altro nel Vicentino, mentre un'intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Tania Dugalic, morta per mano del compagno poi suicida. La Regione Veneto annuncia una svolta che potrebbe essere decisiva: la creazione di una task force per proteggere le donne vittime di violenza. L'annuncio proprio nelle parole di una donna, l'assessore vicentino Manuela Lanzarin. L'intento con questo protocollo è di individuare un ambito d'azione, che è l'ambito delle ex conferenze dei sindaci, dei comitati dei sindaci, di individuare uno strumento come può essere il futuro piano di zona, su cui appunto si mettono in evidenza gli interventi che tramite gli strumenti regionali oggi ci sono, ma soprattutto far sì che tutti i vari soggetti, e quindi centri antiviolenza, operatori sanitari, comuni, amministrazioni locali, la parte appunto degli avvocati, delle forze dell'ordine, le farmacie, i consultori, insomma tutti i vari attori siano coinvolti appunto in un protocollo di questo tipo, e quindi ci sia un linguaggio unico e ci si possano fare degli interventi uniformi. Poche parole, ma un protocollo subito operativo affidato alle 21 conferenze dei sindaci. C'è sempre una remora, c'è paura, c'è forse uno stigma a volte anche, insomma dobbiamo noi cercare di far superare queste paure, fare avvicinare i punti d'ascolto sempre di più, e qui gli sportelli, i punti d'ascolto e di informazione sono molto importanti. I 43 centri antiviolenza del Veneto soltanto l'anno scorso hanno raccolto le denunce di quasi 5.000 donne, di queste 3.017 sono state seguite. In un caso su 2 alla richiesta di aiuto è seguito un programma anche di protezione. Centri antiviolenza che rivelano una verità che non si può più ignorare: solo il 25% delle donne denuncia il suo aggressore, che nell'80% dei casi è il suo compagno.